Autonomia, ieri l'incontro tra Salvini e i governatori di Veneto e Lombardia. Salvini ha chiesto entro fine settimana un documento di sintesi, ma Di Maio oggi afferma no allo spacca Italia, l'autonomia avrà un iter lungo. 6 banditi hanno fatto irruzione nella notte in una sala slot ad Occhiobello nel Rodigino, picchiato brutalmente il gestore, un 24enne cinese. I malviventi sono fuggiti dopo aver arraffato 6.000 euro, indagano i carabinieri. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un giro di fatture false per riciclaggio di denaro, arrestato un cinese attivo nel settore dell'abbigliamento. Il gasolio di contrabbando spacciato per olio lubrificante commercializzato in evasione di imposta, denunciati dalla Guardia di Finanza di Verona 2 autotrasportatori. Inchiesta milanese su un traffico di rifiuti tossici, c'è anche un terreno a Piacenza d'Adige, tra quelli finiti nel mirino delle fiamme gialle, coinvolti 2 veneti. A Vittorio Veneto continua la realizzazione di un vigneto accanto alla scuola, ieri sera genitori in consiglio comunale. Carnevale di Venezia, con il Giovedì Grasso iniziano i giorni più caldi per la città lagunare, previsti decine di migliaia di arrivi, e domenica a spiccare il volo del campanile di San Marco come aquila del 2019 sarà anche la pop star Fedez. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. È in primo piano la questione dell'autonomia, perché ieri c'è stato un incontro tra il vice premier Salvini e i governatori di Veneto e Lombardia. Salvini ha chiesto entro fine settimana un documento di sintesi, riaffermando di voler concludere l'iter entro l'anno, ma l'altro vice premier Luigi Di Maio oggi afferma no allo spacca Italia, l'autonomia avrà un iter molto lungo. Tra poco vedremo il servizio realizzato appunto sulla questione dell'economia. Intanto continuiamo a parlare di un altro tema che sta comunque scaldando gli animi e suscitando molte polemiche tra gli alleati di governo, che è quello relativo alla legittima difesa. Con lo slittamento alla Camera rallenta anche la riforma della legittima difesa, con nuove tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle, ma per il Carroccio la strada è segnata. Sentiamo. Ci saranno sicuramente, ogni parlamentare è libero nel proprio pensiero, ma è un fatto che la legittima difesa sia nel contratto di governo. La riforma si deve fare, la riforma si farà. Da Roma il coro della Lega è unanime, ma i sentori di scontro restano dopo lo slittamento sulla legittima difesa alla Camera. Ennesimo terreno di frizione tra Lega e Movimento 5 Stelle. Una fronda pentastellata ritiene il provvedimento sbagliato o comunque non una priorità. Ma il senatore trevigiano del Carroccio Candura, che fa parte della Commissione Giustizia, getta acqua sul fuoco e ribadisce. Se questo fosse concreto, al di là del fatto che sarebbe una violazione del contratto di governo, nel quale la riforma della legittima difesa è prevista, non si spiegherebbe l'iter veloce in Senato, nel quale non abbiamo avuto particolari problemi. Lo slittamento c'è, spiega, ma solo per questioni meramente tecniche. In Senato la riforma della legittima difesa venne approvata nel novembre del 2018. Siccome prevediamo tra le varie cose il rimborso delle spese legali, non solo processuali, per colui il quale viene processato ma assolto per legittima difesa, sono stati stanziati dei fondi per l'anno 2018. Purtroppo però, essendo stata calendarizzata nel 2019 in Camera dei Deputati, quelle somme previste per il 2018 adesso devono essere cancellate, in quanto nel 2018 la riforma non esisteva ancora, è stata approvata solo in una delle Camere, e trasferiti, accumulati sull'anno 2019. Questo particolare tecnico comporta degli slittamenti che faranno ritardare, penso, di un mesetto rispetto al previsto. Tecnicismo a parte, però, la riforma viene attaccata anche dall'Associazione Nazionale Magistrati, che spiega: noi vogliamo che la riforma non si faccia perché l'istituto della legittima difesa è sufficientemente regolamentato. Ma come può, per i principi di divisione dei poteri dello Stato, il potere giudiziario inserirsi nel discorso della produzione delle leggi? E Candura cita proprio il caso del tabaccaio padovano Franco Birolo, assolto ma a rischio di una nuova causa per indennizzare i familiari del ladro ucciso nel suo negozio. La riforma, dice il senatore leghista, interverrà anche sugli aspetti civilistici per evitare storture come questa. La vicenda Birolo, nella sua indegnità, è la risposta a quanto afferma l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che dice che questa riforma non sa da fare. Come non sa da fare? Anzi,
è nei fatti che si deve fare. Ed ora vediamo il servizio relativo alle ultime novità sull'autonomia del Veneto, con una nuova frattura, nuove tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle. Sentiamo. A prendere le redini della situazione è stato ieri il vice premier Salvini, che dopo aver incontrato il ministro per gli affari regionali Erika Stefani e i governatori di Veneto e Lombardia Luca Zaia e Attilio Fontana ha annunciato che entro la settimana le regioni, Emilia Romagna compresa, gli consegneranno le rispettive bozze d'intesa con i punti critici, quelli su cui i ministeri diretti da esponenti del 5 Stelle fanno resistenza. Un documento di sintesi con cui il vice premier e leader del Carroccio tornerà alla carica con l'altro vice premier Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con i quali ieri sera Salvini era a cena a Palazzo Chigi, una riunione ristretta giudicata positiva. L'autonomia d'altro canto è nel contratto di governo e per Salvini va concretizzata entro la fine dell'anno, anche se dalle pagine di Repubblica oggi Di Maio, parlando dei 5 Stelle, puntualizza: noi sosteniamo l'autonomia ma non lo spacca Italia. All'ottimo ministro Stefani lo abbiamo detto chiaramente, permetteremo alle regioni che lo chiedono di poter gestire alcuni servizi, ma il percorso non sarà breve. Parole ancora una volta da interpretare, ci sarà una preintesa approvata in Consiglio dei Ministri, poi un vaglio politico mio, di Salvini e di Conte, prosegue Di Maio, quindi il Presidente inizierà una trattativa con i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia, infine si andrà in Parlamento e lì i Presidenti delle Camere decideranno se sarà emendabile o no il testo delle intese. Ma per Salvini quella dell'autonomia è un'ora che non si arresta, visto che altre regioni, Liguria, Piemonte, Campania, Toscana, Umbria e Marche hanno formalmente avanzato un negoziato in questo senso, col ministro Stefani che in audizione alla Commissione bicamerale per le regioni ha rimarcato: io sono ministro delle regioni, ma di tutte ovviamente le regioni, non di quelle solo che hanno richiesto l'attribuzione di ulteriori forme particolari di autonomia, e quindi il mio obiettivo è quello di salvaguardare l'equilibrio delle prestazioni in tutto il Paese, in un percorso relativo proprio all'applicazione del 116 terzo comma. Zaia e Fontana che hanno ribadito di voler solamente applicare quanto previsto in Costituzione, ma che la strada sarà irta di ostacoli, lo confermano le affermazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca: siamo pronti a mettere in piedi un Vietnam istituzionale e costituzionale a ogni passaggio sull'autonomia differenziata, che sarà oggetto di valutazione della Corte Costituzionale. E sulla questione abbiamo sentito pochi minuti fa a Roma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Sentiamo. Ma guardi, la bozza d'intesa c'è. C'è anche da dire che il cambiamento è epocale, visto e considerato che ormai quasi la totalità delle regioni a statuto ordinario sta chiedendo o annuncia di voler chiedere l'autonomia, per cui è inevitabile che nell'agenda di governo nei prossimi mesi, nei prossimi anni si parlerà sempre di più di autonomia, di un paese che diventerà finalmente federale. Guardi, nel 1948 i padri costituenti immaginavano l'Italia così, oggi questa Italia diventerà federale e autonoma proprio grazie alle regioni. Ed ora la cronaca, andiamo in provincia di Rovigo, a Occhiobello, dove nella notte 6 banditi hanno fatto irruzione in una sala slot e dopo aver picchiato il gestore si sono impossessati di 6.000 euro. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte ai danni della sala Atlantic City, gestita da un cinese di 24 anni. I malviventi, con il volto coperto da passamontagna, hanno violentemente percosso il giovane proprietario, che ha riportato diverse lesioni. Poi, presi i 6.000 euro, i banditi sono fuggiti. Sulla rapina indagano i carabinieri di Occhiobello e di Castelmassa. E con la cronaca ora andiamo a Treviso, dove la Guardia di Finanza ha scoperto un giro di fatture false per riciclaggio di denaro proveniente dal malaffare. Arrestato un cinese in un'operazione che è stata denominata il Sarto. Sentiamo perché. I finanzieri sono arrivati al Sarto incrociando numerosi dati fiscali di diverse aziende attive sulla carta, ma di fatto senza sede, macchinari, magazzino e dipendenti. Il Sarto in questione è un imprenditore di origini cinesi del settore confezioni e abbigliamento. Il meccanismo era sostanzialmente insolito, con 3 aziende di connazionali che avrebbero emesso fatture false con lo scopo di riciclare denaro sporco. Un giro di notevoli dimensioni, considerando che le Fiamme Gialle hanno calcolato fatture false per oltre 12 milioni di euro, con un'evasione IVA di oltre 1,5 milioni di euro. Oltre alle 3 aziende, nella rete dei finanzieri è caduto anche un altro imprenditore coinvolto nel sistema ma estraneo alla frode fiscale. L'operazione ha portato all'arresto dell'imprenditore cinese a capo dell'organizzazione, all'approfondimento indagini a vario titolo per altre 10 persone, oltre al sequestro preventivo di beni per un valore stimato di oltre 2,5 milioni di euro.
La Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato 100.000 litri di gasolio per autotrazione perché di contrabbando ed ha denunciato 2 persone. I finanzieri ieri sera avevano fermato per un controllo nei pressi dell'Interporto di Verona un'autocisterna della capacità di 30 metri cubi, il cui conducente, un campano, non ha dato risposte esaurienti sulla tipologia di carburante trasportato, fornendo peraltro documentazione non idonea a provarne la legittima provenienza e comunque non in grado di attestare il trasporto di olio lubrificante come dichiarato dallo stesso camionista. Il caratteristico ed evidente odore proveniente dalla cisterna, odore come la consistenza tipica del gasolio, hanno permesso di accertare come in realtà il carico non fosse costituito da olio lubrificante bensì da gasolio per autotrazione commercializzato illecitamente in evasione d'imposta. Insospettiti, i finanzieri hanno esteso i controlli all'area dell'Interporto e hanno rilevato la presenza di altri 2 serbatoi per autotrazione che contenevano entrambi gasolio anziché olio lubrificante come dichiarato. Quindi l'automotrice, le 3 cisterne e l'intero quantitativo di carburante, in tutto oltre 100.000 litri, sono stati sequestrati. Il conducente del mezzo e il titolare della ditta di autotrasporti sono stati invece denunciati per sottrazione al pagamento dell'accisa. E torniamo ora a parlare della maxi inchiesta sul traffico di rifiuti, inchiesta che ha portato ieri la direzione distrettuale antimafia di Milano all'emissione di 15 misure di custodia cautelare, di cui 8 in carcere, 4 ai domiciliari e 3 con obbligo di dimora. Tra le persone che sono finite agli arresti domiciliari ci sono anche 2 veneti, un 66enne residente a Roncade ed un 47enne di Caorle, obbligo di dimora invece per un cittadino macedone residente a San Stino. A finire nel mirino dell'inchiesta diversi terreni anche in Veneto, in particolare in Polesine, uno anche nel Padovano a Piacenza d'Adige. Sentiamo. Rifiuti inquinanti costituiti da ceneri pesanti, scorie miste a scarti d'edilizia. Questo l'impasto micidiale che sarebbe stato utilizzato per la costruzione di strade interpoderali dal 2014 al 2016 in circa un centinaio di comuni tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. 2 dei terreni contaminati dai rifiuti pericolosi si troverebbero anche nella provincia di Padova. A Piacenza d'Adige sarebbero finite quasi 13.000 tonnellate utilizzate secondo la procura in un finto lavoro di consolidamento. Il prossimo mese si terrà l'udienza preliminare tra le persone residenti in provincia di Verona accusate di reati ambientali in materia di gestione e traffico illecito di rifiuti. La procura antimafia veneziana ritiene che all'interno di questo materiale utilizzato per le strade si siano superate le concentrazioni limite per cloruro, rame, piombo, nichel e cromo esavalente. Sempre secondo le accuse, questo prodotto avrebbe avuto sul mercato una grande fortuna dal momento che veniva venduto a 17 euro al metro cubo contro i 247 euro dei conglomerati ecologici. Camorra in Veneto, dopo la maxi inchiesta della direzione distrettuale antimafia, oggi pomeriggio ad Eraclea la manifestazione organizzata dai sindacati. Ci aggiorna al telefono da Eraclea Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Eraclea, nel pomeriggio ci sarà una manifestazione organizzata dai sindacati CGIL, CISL e UIL con ritrovo alle 17 di fronte al municipio per un successivo passaggio in piazza Garibaldi. Oltre ai cittadini si attendono persone da tutta la provincia e si sposteranno tra i 2 simboli della maxi inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco Mirko Mestre e di altre 49 persone. Il palazzo del municipio, il punto SNAI, è aperto dal figlio del boss, Luciano Donadio, sequestrato dalle forze dell'ordine. Stiamo parlando del blitz di circa 10 giorni fa da parte di Polizia e Guardia di Finanza che ha dato un duro colpo alla camorra infiltrata in Veneto. Eloquente il titolo scelto per la manifestazione: fermiamoli per dire basta alla mafia, alla corruzione e all'omertà.
fenomeni che si sono scoperti essere di casa anche a Eraclea. È indispensabile la mobilitazione di tutti, ha detto Daniele Tronco dello SPI CGIL di Venezia. Dobbiamo impedire alla mafia, alla criminalità e alla corruzione di occupare pericolosamente le nostre zone, e di fronte a quanto accaduto la sola indignazione non basta. Da questo continua l'appello per una partecipazione il più possibile massiccia, in modo da dare un forte segnale di condanna rispetto a quanto accaduto. Dunque, lo ripeto, l'appuntamento è questo pomeriggio alle 17 di fronte al municipio di Eraclea. Da Eraclea è tutto, restituisco la linea allo studio. Furto l'altra notte nella sede dell'associazione Zelino da Onara, che si batte al fianco dei risparmiatori vittime del crack delle banche popolari venete. Ignoti hanno scassinato la porta e sono andati a colpo sicuro, ma non cercavano soldi, bensì documenti che hanno trafugato, come ci mostra lo stesso presidente Patrizio Miatello. Vediamo. Dileazione nella sede dell'associazione Zelino da Onara Terzo, che si batte al fianco dei risparmiatori vittime del crack delle popolari venete. Nella notte ignoti hanno scassinato la porta e sono andati a colpo sicuro. Non cercavano soldi ma documenti che hanno trafugato, come lo stesso Patrizio Miatello, presidente dell'associazione, ci mostra. Ecco qua, hanno asportato tutti i documenti delle procure di Vicenza, ci hanno portato via il PC, tutti i dischetti, tutti i documenti di Veneto Banca Popolare di Vicenza. Un raid che appare metodico quello effettuato. I ladri infatti hanno preso solo il materiale relativo alle due banche, lasciando tutto il resto, non solo i documenti cartacei, i faldoni, ma avendo cura di prendere anche i dischetti, l'hard disk, e non contenti hanno rubato anche il computer, dove era salvato molto del materiale relativo alla nota vicenda del crack bancario. Tutto quello che riguardava le banche, hanno lasciato tutto il resto. Purtroppo sono stati esportati tutti i documenti anche relativi ai risparmiatori. Fortunatamente, rassicura Miatello, di questi esistono le copie e intanto ha presentato denuncia ai carabinieri. Rimane l'amarezza per un'azione che appare incomprensibile, o forse l'azione dell'associazione dà fastidio a qualcuno a tal punto da arrivare a tanto? Rimane l'amarezza, ma questo non fermerà l'azione dell'associazione. Andiamo avanti, non ci fermiamo, andiamo avanti. Violenza contro le donne e l'amarezza della sorella di Mariarca Menella. La notizia che il legale dell'omicida ha appellato la sentenza di primo grado. La donna, lo ricorderete, fu uccisa dall'ex marito nel luglio del 2017 a Musile di Piave. Ci aggiorna al telefono Tiziana Bolognani. Buongiorno. Sì, buongiorno, ma quale appello? Direttamente la pena di morte ci vorrebbe. Amaro e duro il commento di Assunta Mennella alla notizia che il legale dell'assassino reo confesso di sua sorella Mariarca, l'avvocato Giorgio Pietramala, ha appellato la sentenza di primo grado con cui l'ex coniuge della vittima, Antonio Scione, è stato condannato il 4 ottobre scorso dal Tribunale di Venezia a 20 anni di carcere. È una vergogna, dice Assunta Mennella, siamo profondamente delusi dalla giustizia italiana, ci saremmo dovuti appellare noi, 20 anni sono niente in confronto al crimine che ha commesso, invece lo può fare e l'ha fatto solo la difesa. La realtà, dice, è che le leggi sono fatte non per tutelare le vittime ma i colpevoli che godono di tutti i privilegi. L'assassinio di Mariarca Mennella, come ricorderete, si consumò all'alba del 23 luglio 2017 a Musile di Piave, dove la donna, che aveva solo 38 anni, stava cercando di rifarsi una vita assieme ai due figli dopo la separazione dal marito. L'avvocato di parte civile, Alberto Berardi, che assiste i familiari della vittima, è fiducioso per l'appello. Ricordiamo che da parte di Antonio Ascione, ha detto il professor Berardi, non c'è stato nessun atto riparatorio, nessun gesto risarcitorio nei confronti dei familiari dell'ex moglie, a cominciare dai suoi stessi figli. È tutto, a voi. Ed ancora una storia di violenza tra le mura domestiche, è accaduta questa in una famiglia del Padovano. Stanca dopo mesi di angherie, una donna ha trovato il coraggio di denunciare il compagno.
Non ce l'ha fatta più e si è rivolta ai carabinieri. La vittima è una donna di 42 anni che per mesi ha subito angherie e molestie dal marito 48enne, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'ultimo litigio nella casa della coppia, dove l'uomo, al culmine della rabbia, ha iniziato a schiaffeggiare la compagna. Ferite superficiali che hanno convinto la donna a rivolgersi ai militari, ai quali ha raccontato una storia di abusi conditi da offese, sberle, pugni e sputi. Raccolti gli elementi, per l'uomo è scattata una denuncia con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. Proseguiamo con la cronaca, con l'operazione antidroga condotta dai carabinieri di Mestre, che hanno arrestato tra Mestre e Marghera 3 cittadini di nazionalità albanese trovati con 3,5 kg di eroina. La droga è stata sequestrata e durante le successive perquisizioni domiciliari i militari hanno scoperto, a causa di uno di loro, a Mira, una stanza trasformata in laboratorio per lavorare e confezionare l'eroina. L'ipotesi è che la droga fosse destinata alle piazze di spaccio della terraferma veneziana. Ed ora torniamo a parlare della vicenda della coltivazione di prosecco a Vittorio Veneto, contestata perché a ridosso di un asilo infantile. Ieri sera la vicenda è stata discussa in Consiglio Comunale. Sentiamo. Tante parole, ma pochi fatti. È questo il commento di uno dei genitori dei bambini che frequentano l'asilo di San Giacomo di Vittorio Veneto al termine del Consiglio Comunale di ieri sera. In tanti hanno di fatto assediato la riunione dopo la mobilitazione dell'intera giornata a seguito di quella che molti hanno già bollato come forzatura dell'impresa che ha piantato le tanto contestate barbatelle. Le famiglie della zona non vogliono che questo terreno sia coltivato a prosecco perché temono le ricadute sulla salute derivate dagli inevitabili trattamenti fra i filari. Contestano in particolare la vicinanza con l'asilo, al punto da dichiararsi pronti a ritirare i propri figli da scuola. Ieri intanto il Comune ha emesso un'ordinanza che impone la sospensione dei lavori, ma a sera le barbatelle comunque sono state tutte piantate. Ora lo scontro si sposta inevitabilmente sul piano giudiziario, con Comune e genitori da una parte e azienda agricola dall'altra. Anche oggi vi rendiamo conto dei progressi che si stanno facendo per la raccolta di fondi a favore del piccolo Joe. Voi telespettatori siete davvero una forza, sentiamo. Cresce la cifra della vostra bontà, così come cresce la commozione di Erika Molinarolo, la mamma di Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta, di poco più di 2 anni, affetto dalla nascita da emimelia tibiale, anomalia congenita rara che non gli fa piegare il ginocchio e lo costringe a utilizzare una scarpa apposita con alzata per compensare la differenza di lunghezza tra i 2 arti. Ora dopo ora raccogliete l'appello di una famiglia che attraverso le nostre telecamere chiede aiuto per permettere a quello che ormai possiamo chiamare il nostro cucciolo di guerriero di poter correre e camminare come i suoi coetanei. Aiutateci a realizzare questo sogno di nostro figlio di poter correre come tutti gli altri bambini con le sue gambe, di poter appoggiare entrambi i piedi a terra e di poter piegare il suo ginocchio, e questa cosa sarà possibile solo grazie a voi e all'intervento che potrà fare solo in America. Oggi siamo a quota 90.000 euro, vi rendete conto? Voi telespettatori state rispondendo in maniera straordinaria. Continuano ad arrivare alla nostra redazione mail e telefonate di persone che vogliono saperne di più, perché dopo aver visto i nostri servizi vogliono fare anche loro parte di questa rinascita del piccolo Joe. L'alta vetta dei 400.000 euro è sempre meno lontana, o meglio, è sempre più vicina, per un intervento indispensabile per Joe, perché senza questa operazione resta una sola alternativa. L'alternativa è l'amputazione. Qua in Italia ci hanno proposto quello. Hanno detto che è la cosa più funzionale, più perfetta per questo caso. In Italia sono 4 i bambini. Ad oggi se ne è aggiunta un'altra. E a tutti è stato proposto l'amputazione qua. Io non mi arrendo, noi non ci arrendiamo all'amputazione. E allora tutti insieme trasformiamoci in gocce che diventeranno un mare. Noi continuiamo a mostrarvi riferimenti per il versamento, vedete sul vostro schermo gli estremi dell'IBAN, intestato, lo ricordiamo, a Erika Molinarolo, con causale Diamo il meglio a Giovanni.
Sì, diamo tutti il meglio al nostro Joe. Oggi giovedì grasso, il Carnevale di Venezia si prepara all'avvio di quelli che sono i giorni più caldi di questa edizione 2019 con una vera e propria invasione di maschere, e domenica con il volo dell'Aquila sarà il rapper Fedez a lanciarsi dal campanile di San Marco, con lui anche la campionessa olimpica Arianna Fontana. Fedez in volo dal campanile di San Marco. Domenica prossima, 3 marzo, sarà lui a spiccare il volo come l'Aquila del Carnevale di Venezia. A fargli compagnia dalle 11 la campionessa olimpica Arianna Fontana. Planeranno insieme sulle oltre 23.000 persone previste in piazza. Il volo della campionessa è letto come un chiaro messaggio a sostegno della promozione della candidatura di Milano Cortina dei Giochi Olimpici Invernali 2026. La planata del rapper, ovviamente un volo social, considerati gli oltre 7 milioni e mezzo di follower. In laguna, accompagnato dalla moglie influencer Chiara Ferragni, presenzierà anche lei da protagonista, ma stavolta un po' defilata tra le maschere del carnevale veneziano. E di Carnevale si continuerà a parlare quest'oggi a ore 13 tra origini e tradizioni nel Carnevale del Veneto. Ospiti in studio Luigi Dorigo, direttore artistico dei Carnevali di Marca, Sandro Brandolisio, esperto di tradizioni veneziani, e Moreno Meneguz, speaker delle sfilate dei carri allegorici. Poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento come ogni sera subito dopo i telegiornali con 20:10. Ed è tutto per questa prima edizione dei TG di Antenna 3, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione non molla la presa, bel tempo ancora protagonista. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto, non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Sarà dunque ampiamente soleggiato su tutte le province e il cielo sarà sereno ovunque. Temperature molto miti, minime comprese tra 2 e 5 gradi. Valori massimi tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche in questo caso, sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà quasi del tutto sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime comprese tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, oscillanti tra 14 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. La grafica ci mostra che il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi quasi primaverili intorno ai 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.